noi sindaci dobbiamo farci trovare pronti sul territorio per aiutare tutti coloro che nel rispetto del territorio stesso faranno dei progetti per riqualificare i vecchi borghi, per riqualificare le vecchie strutture e soprattutto daranno vita e lavoro ai nostri giovani. Il 7 luglio 2019 potrebbe diventare una data storica per la Marca e il Veneto, perché l'inserimento delle colline del Prosecco nella lista UNESCO sarebbe un volano formidabile per il settore turistico e di conseguenza per tutta l'economia, non solo tra Conegliano e Valdobbiadene, ma per tutta la Marca e gran parte del Veneto. L'esempio arriva dalle Langhe, 50° sito italiano UNESCO dal 2014, che registra per ogni anno successivo un aumento costante tra il 7 e il 10% di presenze, che hanno fatto toccare il traguardo dei 2 turisti per ogni abitante. Arrivi non solo europei, ma mondiali, con ad esempio la Cina che ha deciso di realizzare tra le colline del Barolo un reality, seguito da miliardi di persone, con l'inevitabile ritorno in presenze turistiche organizzate. Ecco perché la risonanza globale di un riconoscimento come questo non ammette impreparazioni, sia in campo imprenditoriale che amministrativo. Dobbiamo fare in fretta perché abbiamo proprio necessità di avere strutture ricettive, un'organizzazione tale che permetta a chi arriverà nel nostro territorio di trovare adeguata soddisfazione alle esigenze che non sono più legate a venire a prendere una bottiglia di vino, non è solo questo. Ecco perché per tutti il termine deve essere qualità, sia nell'accoglienza che nella gestione del territorio e dei suoi frutti, in particolare per il Prosecco. La salvaguardia del territorio che passa attraverso un affinamento delle pratiche, un percorso che deve essere sempre più virtuoso per quanto riguarda la presenza del vigneto e la sua compatibilità e la sua sostenibilità. Un riconoscimento che ha visto il sostegno dello Stato per un territorio che dopo il 7 luglio non potrà non cogliere le opportunità di ulteriore sviluppo. Aiuti già ce ne sono e magari spesso e volentieri la difficoltà è intercettare la via giusta per arrivare appunto a questi contributi o a queste possibilità. Ce ne sono sia a livello europeo che a livello ministeriale e anche regionale. Quindi tutto c'è, è a disposizione e quindi sta adesso anche alla singola volontà delle persone buttarsi in questa occasione.